Amici, eccoci qua con la lettura, o meglio la previsione del segno per segno dello zodiaco, dell'oroscopo, o meglio dire, dell'oroscopo che va dal 17 al 23 agosto, quindi la settimana del 17 agosto al 23 agosto 2020. Spero che avete passato questo Ferragosto in modo speciale e sperando che sia un futuro ancora migliore per tutti quanti voi. Allora, prima di iniziare con le mie previsioni dell'oroscopo, volevo ricordare a tutti quanti voi che il sottoscritto effettua anche cartomanzia nel privato, quindi basta fissare un appuntamento nel numero che vedete nello scrollo ed potete avere una consulenza privatamente, parlarne seriamente, privatamente e riservatamente. Il costo del consulto è 30 euro, basta fare richiesta tramite WhatsApp a uno dei numeri miei che vedete nello scrollo ed fissare un appuntamento. Poi, essendo io un ricercatore dell'antico mondo esoterico, sono in possesso di antichi rituali. Ecco il mio successo, perché le tante persone mi scrivono, mi lasciano recensioni positive, proprio perché sono anni e anni di ricerche e io sono in possesso di antichi rituali per un ritorno meglio, per far tornare il vostro amore. Se tra di voi c'è una persona che magari dopo anni di matrimonio è stata lasciata dal compagno o dalla compagna, se tra di voi c'è qualcuno che è stata lasciata dal fidanzato, dal suo compagno di convivenza, è andato via con un'altra donna, vi ha lasciato dopo anni e anni di convivenza e volete farlo tornare a voi, allora io vi dico, vi posso aiutare in solo 35 giorni. Basta chiamarmi al numero che vedete in sovraimpresso e raccontarmi la vostra storia. Dopo aver analizzato la vostra storia, vi dirò sia la tempistica, sia in che modo potervi aiutare e quali sono i costi. Ok? Detto questo, andiamo con la previsione dell'oroscopo che va dal 17 agosto al 23 di agosto 2020 e andiamo con l'oroscopo dell'Ariete. Ecco qua, andiamo con la schermata. Eccoci qua, allora Ariete, in questa settimana sarà davvero semplice, dico davvero semplice, occupare il vostro tempo insieme alla persona che voi volete tanto bene, o le persone che volete bene. Vi dedicherete alle emozioni e ai sentimenti insieme al vostro compagno. Non sono esclusi progetti di coppia o diciamo un weekend con il vostro compagno, quindi trascorrerete in piena una bellissima settimana fatta di serenità, quindi datevi da fare. Per quanto riguarda il lavoro, sarete pieni di impegni e cose da fare. Delle volte non è semplice impegnarsi, ma il vostro umore vi aiuterà molto questa settimana. Certo è che sarà importante metterci la giusta dose di forza e determinazione per raggiungere gli scopi personali. Perché vedete, questa è la carta delle stelle. Sta a indicare
fortuna abbondante. Va bene, allora andiamo a preparare la lettura per il prossimo segno, che è il Toro. Eccoci qua, e andiamo a prepararci per il Toro. Allora, il Toro, questa sarà una settimana molto interessante, soprattutto per chi ha il cuore libero. Chi ha voglia di fare nuovi incontri potrà contare sulle buone stelle di questi giorni. Queste nuove conoscenze potrebbero rivelarsi anche importanti per il futuro amoroso. Vedete la carta della coppia? Per il futuro amoroso. Chissà che non incontriate la persona della vita. Quindi questa settimana per voi del segno del Toro è una settimana molto importante sotto l'aspetto sentimentale di nuovi incontri. Nel lavoro invece ci saranno giornate positive pure sul lato professionale, dove non sono escluse nuove opportunità, ragazzi. Alcuni faranno degli incontri di lavoro, ma le soddisfazioni più grandi dovrebbero arrivare solo nel fine settimana. Quindi nel fine settimana dovrebbero arrivare ottime occasioni. Ok? Auguri almeno per questo per voi. E adesso andiamo con il prossimo, che Gemelli. Vediamo un po' i gemelli come stanno combinati. Vabbè, andiamo con i gemelli. Gemelli, eccoci qua, settimana un po' particolare per voi perché non vi sentite al massimo dell'umore. Potreste avere qualche preoccupazione riguardo alla vostra storia d'amore. Magari le cose con il partner non funzionano benissimo e non vi sentite del tutto appagati. Arriveranno però dei momenti migliori, quindi è importante essere ottimisti e credere nei sentimenti. Ok? Quindi datevi una regolata e vedete quello che amate fare di più. Nel lavoro invece qualche insoddisfazione potrebbe esserci pure sul lavoro. Dovreste fare attenzione ai troppi pensieri. Dovrete cercare di essere più positivi possibile per non lasciarvi andare allo sconforto. Impegnarvi su progetti e compiti vi farà anche distrarre un po'. Ok, amici? E così era i gemelli. Eccoci qua.
vi ricordo sempre di condividere questo video con i vostri amici, se veramente mi seguite col cuore. E andiamo con il segno del Cancro. Il cancro. Allora, per quanto riguarda il cancro, potete stare tranquilli perché questo sarà un periodo piuttosto sereno e stabile, sia per le relazioni di coppia sia per i single. Non ci saranno dei particolari cambiamenti nel rapporto con il vostro partner. Potrete però contare su una serenità sentimentale che vi farà sentire molto bene e appagato. Alcuni decideranno pure di organizzare qualcosa di speciale per aumentare la complicità nella storia d'amore. Mentre sulla sfera lavorativa, molto bene invece appunto sul lavoro, solo un po' di invidia e cattiveria, vedete il diavolo sta a indicare proprio questo. Arriveranno delle grandi soddisfazioni, ma soprattutto si muoverà il fronte economico finalmente. Non mancheranno interessanti entrate di denaro che vi farà sentire più sereni. Poi dovrete essere bravi a gestire le spese. Ok? E così era il segno del cancro. Il segno del cancro. Noi andiamo a prepararci per il prossimo segno, che è il leone, quindi previsioni per quanto riguarda il segno del leone attraverso la lettura delle mie carte. Andiamo a prepararci. Allora, eccoci il segno del leone. Allora, le carte per questa settimana vi dicono che per voi nati sotto a questo segno ci saranno buone per voi nati appunto su questo segno, sotto a questo segno dello zodiaco che è del leone. Potete fare affidamento ad un umore alto e a delle energie positive. Vedete, la carta delle stelle sta a indicare appunto positività. Sarà semplice godersi al massimo dei giorni insieme alla propria dolce metà. Insomma, sarà un periodo equilibrato e felice. E visto che è ancora estate, potrete decidere anche di organizzare un piccolo viaggio insieme al vostro compagno. Sul lato lavorativo, invece, potrete mettere in pratica tutte quelle idee che avete in mente già da tempo,
Diciamo che le gratificazioni arriveranno presto, ma l'impegno sarà comunque essenziale per ottenere dei risultati. Continuate a credere nei vostri obiettivi, ok? Mi raccomando. E adesso andiamo a prepararci per quanto riguarda il prossimo segno, che è appunto la Vergine. E andiamo a mettere la schermata delle carte. Perfetto, eccoci qua. Allora, Vergine, in questa settimana di agosto non ci saranno delle grandi novità in amore, almeno non per tutti. Non sono esclusi in effetti dei nuovi incontri, oppure sembra che sarete concentrati soprattutto sui vostri stessi amori. È il momento di distrarsi un po' da alcuni pensieri e timori. È giusto prendersi del tempo per distrarsi un po' e per riflettere su alcune situazioni, perché state attraversando un periodo di confusione dove non sapete quello che è vero e quello che non è vero, dove non sapete quello che è giusto e quello che non è giusto, quindi dovete un pochettino mettervi con le spalle al muro e darvi una controllata da soli. Sul lato lavorativo invece dovete cercare di gestire al meglio le vostre economie, le vostre entrate. È molto probabile che abbiate voglia di spendere soldi in qualcosa di superficie. Occhio quindi a come decidete di agire sotto questo punto di vista, perché spendere bisogna fare sempre attenzione, ok? E andiamo col prossimo, quello della bilancia, vediamo le bilancine cosa dicono. Noi andiamo a mischiare le carte e prepararci. Eccoci qua allora con la bilancia. Questa settimana dovrebbe essere piuttosto stabile ed molto equilibrata, amiche. Per quanto riguarda i rapporti effettivi, giustamente sarà appunto una settimana ottima. Poche novità sul piano sentimentale, quindi. Dovete comunque fare attenzione all'umore, perché le emozioni delle volte potrebbero essere in contrapposizione e questo spesso non aiuta le relazioni. Basterà davvero poco per far filare tutto al miglior dei modi, tutto liscio, ok? Mentre sul piano lavorativo riuscite a trovare un buon punto di equilibrio sul posto di lavoro. Questo vi aiuterà a gestire meglio gli impegni e il rapporto con i colleghi
impegnatevi a fondo per raggiungere i vostri obiettivi. Ed era così il segno della bilancia. E adesso andiamo logicamente col prossimo segno, che è lo Scorpione. Vediamo lo Scorpione cosa ci dice. Andiamo a prepararci. Allora, le giornate in arrivo saranno abbastanza serene per chi è impegnato in una relazione d'amore stabile. Potrete godervi i sentimenti, potrete decidere pure di organizzare qualcosa di speciale e di diverso insieme al vostro partner. In fondo è ancora estate, potete permettervi di sentirvi più leggeri e lasciarvi andare, trascorrere del tempo in armonia. Con la vostra dolce metà aumenterà la complicità di coppia, ok? Ma non tutti, o meglio, non tutte lo capiscono e quindi badate bene. Invece, sul lato lavorativo, impegni e compiti saranno semplici da gestire in questi giorni estivi. E a proposito di gestione, sarete bravi pure a controllare il denaro e le spese di questo periodo. Tutto andrà per il meglio, ok? Quindi auguri a voi. E adesso andiamo a preparare per quanto riguarda il prossimo segno, che è il segno del Sagittario, e andiamo a prepararci. Eccoci qua. Allora, Sagittario, forse dovrete risolvere alcune questioni insieme alla persona che avete al vostro fianco. È possibile che decidiate di rimandare le vostre discussioni per potete vivere soluzioni. In realtà sarebbe meglio amarsi di forza e coraggio e affrontare piccoli problemi di coppia per trovare finalmente un punto di equilibrio. Dovrete evitare di ritrattare, ma fate un definitivo passo in avanti. Occhio a parenti, perché sono loro, i vostri parenti, i vostri familiari, che cercano di ostacolare il vostro cammino di coppia, quindi non si fanno i fatti loro. Nel lavoro invece, anche sul lato professionale, potrebbe esserci qualche disagio che dovrà essere risolto. Non dovete tirarvi indietro, ma impegnarvi ancora di più del solito. Prima o poi arriveranno le gratificazioni tanto attese, quindi datevi da fare. Allora, adesso andiamo con la preparazione della previsione del segno Scorpione e noi andiamo a prepararci.
lo Scorpione, durante questa settimana potrebbero esserci discussioni col partner, ma pure con qualcuno per voi è una persona speciale, anche perché diciamo è un periodo dove non sapete nemmeno voi cosa volete e ve la prendete col vostro compagno o con la vostra compagna, quindi dovete un pochettino calmarvi e capire cosa volete di più. Dovete fare attenzione al modo di fare, di comportarvi, di gestire il vostro rapporto. Per trovare una soluzione al problema potrete essere i primi a farvi avanti. Chi vi sta accanto potrebbe cedere senza ulteriori disagi o difficoltà. Ok? Lavorativamente invece, buone notizie in arrivo per questa settimana per quanto riguarda il lavoro. Potrebbero facilmente esserci delle nuove opportunità, occasioni importanti da cogliere al volo. Forse potreste dirigervi in qualcosa di completamente diverso dal solito. Gli angeli vuol dire positività. Ecco qua. Bene, andiamo a preparare il prossimo segno, che è del segno dell'Acquario, e andiamo con la schermata. Ecco qua. Allora amici, segno dell'Acquario, previsione per quanto riguarda attraverso la lettura delle mie carte. L'Acquario. Allora, in questa settimana di agosto vi sentirete particolarmente bene, leggeri e ottimisti. In amore tutto dovrebbe andare per il meglio, pure per alcune coppie, magari già in crisi, potrebbero esserci alcuni giorni di nervosismo, quindi calmatevi un pochettino, amiche. Durante il fine settimana vi sentite comunque più sereni e resta aperta l'ipotesi di una soluzione ai problemi in relazione. Mi raccomando. Il lavoro invece in questi giorni dovrete cercare di gestire bene il vostro umore un po' cangiante. Dovrete essere positivo, visto e considerato che sul lavoro dovrebbero arrivare delle occasioni decisamente interessanti. Occhio. Bene, ed era l'Acquario. Adesso andiamo con l'ultimo segno dello zodiaco, che è il segno dei Pesci, e andiamo a preparare la lettura per il segno dei Pesci. Ecco qua i pesciolini, vediamo cosa dicono. Per voi nati sotto a questo segno zodiacale non sarà un periodo troppo facile da affrontare. Avrete a che fare con alcuni problemi di coppia che non vi permetteranno di tenere alto il vostro umore. Intenzione ed emozione non vivranno una settimana semplice. Dovrete tenere gli occhi ben aperti sulla gestione del rapporto con il vostro compagno, ma pure sul vostro comportamento, perché non è un comportamento semplice, comportamento molto complicato,
da gestire e prendere in considerazione. Sul lato lavorativo saranno giorni complicati pure per quanto riguarda la professione. Sarà complesso svolgere, meglio dire, i propri compiti. Mettete a punto le idee. In generale non mancheranno un po' di agitazione anche sul lato lavorativo. Benissimo. Amici, così anche oggi abbiamo terminato con l'oroscopo della settimana, che va dal giorno 17 agosto al 23 di agosto 2020. Io vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana e vi dico un arrivederci e che le stelle siano sempre con voi tutti. Mi raccomando, condividete questo video con i vostri amici.